si è conclusa in Gallura a Porto Rotondo la Fiera Nautica di Sardegna 2025, un progetto strategico non solo per il territorio nord-orientale dell'isola, ma per l'intera regione, con l'obiettivo di lavorare annualmente per rendere questo evento sempre più competitivo anche a livello nazionale e internazionale. Organizzato dal Consorzio Industriale Provinciale Nord-Est Sardegna, con il sostegno economico della regione, ha previsto un fitto calendario di eventi in programma fino al 4 maggio. L'assessore regionale dell'industria Emanuele Cani è intervenuto al talk dal titolo Tecnogreen, l'innovazione tecnologica per la tutela dell'ecosistema marino, e nel fine settimana alla presentazione di uno studio di Report Sole 24 Ore, Cipnes Gallura e Uniolbia sull'impatto economico dell'industria nautica e del turismo nautico in Sardegna e in Italia. Grazie per essere qui, grazie a tutti coloro i quali hanno collaborato. Noi abbiamo da sempre creduto a questa importantissima manifestazione, che poi vuol dire scommessa da parte degli imprenditori, perché sono loro che ci danno la forza di fare queste cose. Se non ci fossero le imprese, gli imprenditori e i lavoratori del settore nautico, noi potremmo parlare quanto vogliamo, ma non saremmo certamente qui a far vedere di ciò che siamo capaci. Avendoci sempre creduto, io voglio ricordare e ringraziare naturalmente i predecessori, perché è importante dare merito a chi ha già lavorato, ma soprattutto do merito a voi. Quest'anno avete accolto la nostra supplica di vedere ancora una volta finanziato questa importantissima manifestazione, pertanto grazie ancora all'assessore Cani, al vicepresidente, alla presidente e alla giunta tutta, e anche ai consiglieri regionali che se non votano poi non ci danno i soldi, perciò è un disastro. Ciò che mi preme invece parlare, e parlo soltanto un minuto, è il fatto che rivolgendoci all'onorevole Deida, noi lo chiamiamo Sasso, lui non si chiama Sasso, però noi lo chiamiamo Sasso Deida, un caro amico di lunga data. Noi dobbiamo modificare la normativa nazionale, ci stiamo lavorando, ma spesso piuttosto che facilitare incasiniamo le cose. Allora bisogna che prendiamo il toro per le corna e iniziamo a snellire un po' la normativa in modo da rendere più facile la vita degli italiani, e soprattutto, lo diciamo sempre perché è una cosa abbastanza lunga, di vecchia data questa, però tutti i governi che si susseguono, tutti i parlamenti che si susseguono non riescono mai a fare qualcosa di importante, o che abbiamo una maledizione divina oppure c'è qualcosa, però bisogna avere anche il coraggio. State lavorando bene, però bisogna avere quel po' di coraggio in più per rendere più snella la normativa. La fama che la Costa Smeralda, che la Gallura ha a livello internazionale, può farla candidare a diventare un distretto della nautica internazionale e mondiale, perché poi grazie anche a quello che adesso il governo sta facendo, ha approvato un piano del mare che dà delle linee di indirizzo, ma ecco, rispondo anche subito al sindaco Nizzi, sta approvando dei provvedimenti sulla Blue Economy, sulla subacquea. Sono stati quello della Blue Economy bollinato dal MEF, perché poi ogni legge abbiamo un grande scoglio sulla copertura economica, però è stato appena bollinato, e dove contiene delle norme di semplificazione per l'attività nel mare, perché ha ben ragione, poi noi ci siamo accorti in questi 2 anni e mezzo del mare, costituendo il Ministero del Mare, che il mare va tutelato, ma il mare va anche utilizzato proprio per tutte quelle attività dove l'Italia è eccellente, perché la nautica, ecco, qui abbiamo il Presidente di Confindustria con cui lavoriamo a stretto contatto su ogni provvedimento, perché come è stato detto le imprese non sono nemiche del mare, e a volte l'industria non è nemica del mare, ma sono i primi chi opera nella nautica. Ecco il messaggio culturale che abbiamo lanciato: vuole tutelare il mare, non vuole un mare inquinato, non vuole un mare deturpato, non vuole un mare sfruttato indiscriminatamente. La nautica vuole un mare splendido, come quello pulito, come quello che
Dio ci ha consegnato, ma soprattutto lo dobbiamo mantenere anche in futuro. Ecco quindi i provvedimenti che abbiamo fatto per gli equipaggi, costituendo anche la figura dell'ufficiale di porto di seconda classe, che adesso è in via di provvedimento perché ci sono delle burocrazie sui certificati sanitari per accedere a questa professione, ma ricordo anche, adesso sarà calendarizzato in commissione, una legge sui porti turistici dove noi abbiamo anche semplificato e abbiamo distinto quelle che sono le concessioni portuali da per esempio le concessioni balneari, perché è inutile dire, come si diceva, che le concessioni portuali era come se sfruttassimo il litorale, ecco che quindi si separa dalla Bolkestein e c'è più una semplificazione per tutte le attività che devono essere fatte nei porti, perché i porti non sono più come un sistema distaccato dal resto del contesto urbano, ma sono integrate al sistema urbano e a tutta la vita costante. Ecco che quindi c'è anche il messaggio culturale è che la nautica da 90 metri ha un certo costo, ma la nautica è per tutte le tasche. Il lusso non è un crimine, non è un qualcosa di condannare e quindi da esorcizzare dai nostri porti, ma la nautica si rivolge a tutti i cittadini, anche alle imprese. Quando vediamo certe imbarcazioni non è solamente un magnato, ma c'è dietro un imprenditore onesto che sta facendo la propria attività e non è da guardare con invidia o da mandare via, anzi è da incentivare e da invitare nei nostri porti. Quindi una legge sui porticcioli turistici che semplifichi, dove contenga anche nomi sui dragaggi, non solo il porto di Olbia che ha un grosso problema, e in questo gli andremo incontro perché il porto di Olbia ha una grande importanza strategica in tutto il Mediterraneo, ma anche soprattutto anche i porticcioli turistici hanno un grande problema, perché poi devono anche rifarsi quando arriva un utente che vuole entrare con determinate imbarcazioni, poi si ritrova il basso fondale col rischio che non lo facciano entrare. Ecco che quindi stiamo intervenendo su tutte queste tematiche, ovviamente a stretto contatto con l'industria e con le imprese, ma anche con le amministrazioni locali, perché la politica, questo è l'altro indirizzo che noi, il governo e la maggioranza, ma anche il Parlamento sta dando, non deve essere tuttologa e arrogante, cioè la politica non deve arrogarsi quello di sapere tutto. Noi dobbiamo lavorare con le imprese, con le università, una grande collaborazione con le università di Sassari e Cagliari, quindi con gli studi, e la politica deve dare un indirizzo. L'indirizzo che abbiamo dato è che il mare è una risorsa che Dio ci ha dato, ma noi la dobbiamo mantenere, ma anche sfruttare, perché può creare un indotto economico dove l'Italia primeggia. Ecco che i rapporti internazionali, il piano Mattei ci sta dando una grande collaborazione con anche gli stati nordafricani, dove chiedono più Italia a grandi operatori italiani. Non dobbiamo invece recedere, sfruttando anche la ZES unica per gli investimenti. Ecco perché poi gli altri si stanno organizzando dalle coste nordafricane. Noi non dobbiamo temere la concorrenza, ma non dobbiamo neanche sottovalutarli. Ecco che quindi da parte dell'istituzione parlamentare del governo c'è tutta la collaborazione per aiutare il distretto della nautica qui in Gallura per essere capofila della Sardegna, ma anche un capofila dell'Italia. Grazie. Un ringraziamento va alla Marina di Portorotondo, al porto, quindi al consorzio di Portorotondo e alla famiglia Molinas, che hanno sempre, si sono sempre impegnati in modo fattivo per poter realizzare la fiera nautica. Un ulteriore e grande ringraziamento va al responsabile della fiera, assieme allo staff del CIPNES, di cui conosco sia la professionalità sia la passione con cui svolgono questo lavoro, perché in 4 anni questa fiera è passata da 80 stand e 100 imbarcazioni a 160 stand e 200 imbarcazioni, cioè c'è un aumento del 100%, e questo aumento non è soltanto numerico, ma è anche di dimensioni delle imbarcazioni. Questo sta a significare l'interesse da parte degli operatori verso questa fiera. Viviamo sicuramente in un territorio che è considerato la parte trainante della Sardegna, ma e infatti gli indicatori sia demografici sia sociali che economici sono sempre rivolti verso l'alto, e in questo territorio la nautica gioca un ruolo importantissimo sia dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista culturale. Se consideriamo che nell'area del consortile del CIPNES abbiamo su 620 imprese, il 14% sono interessate dalla nautica, e soltanto nella Gallura
abbiamo un terzo delle aziende nautiche della Sardegna. Il fatturato regionale è di 400 milioni, si pone come la quinta industria della Sardegna. Per cui sia per le caratteristiche territoriali, sia per quello che le aziende hanno dato al mercato della nautica, abbiamo deciso di investire su questo settore e la fiera è il risultato di questo investimento. Come attività dell'ente abbiamo quello di promuovere lo sviluppo economico e sociale delle aziende, affiancandole nel loro percorso di crescita e di innovazione per farle affrontare i mercati che ormai diventano sempre più dinamici e competitivi. Questa azione che noi facciamo verso la nautica, verso le aziende, verso le professioni collaterali e soprattutto verso i giovani, che con la speranza che possano un domani trovare lavoro nella nautica, sicuramente non lo facciamo da solo, ma lo facciamo assieme alle altre istituzioni e lo facciamo assieme al Consiglio, al Comune di Olbia, lo facciamo assieme alla Regione, lo facciamo assieme alle categorie di professione, lo facciamo assieme anche e soprattutto all'università. E devo dire che queste collaborazioni non sono collaborazioni soltanto sulla carta, ma danno dei risultati fattivi. Se pensiamo all'istituzione del corso di laurea in ingegneria con l'Università di Cagliari, con l'Università di Sassari, il distretto di innovazione nautica, l'Accademia della Nautica assieme, che è un protocollo di formazione che abbiamo siglato da poco assieme alle associazioni di categoria, all'università, ai sindacati e alle stesse aziende. Abbiamo collaborato e collaboriamo con la direzione marittima, abbiamo firmato da poco un protocollo per continuare a monitorare il flusso nautico in questo territorio e da ultimo delle interlocuzioni che noi stiamo avendo sia con il Politecnico di Milano sia con la Sottocarbo per trasformare dai rifiuti urbani in prodotti che possono essere utilizzati dalla nautica. Chiaramente facciamo tutto questo, devo riprendere il filo, facciamo tutto questo perché siamo convinti che questo territorio debba diventare un distretto professionale e imprenditoriale della nautica, che sia un punto di riferimento della Sardegna, e in questo chiaramente chiediamo anche l'aiuto di chi che è qui nel palco, perché questo evento diventi sempre più importante, sempre più di carattere nazionale ma soprattutto internazionale. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Esiste una terra famosa per il suo grano, dove da generazioni si tramanda l'arte della macinazione, che una famiglia ha trasformato nel metodo Alma a doppia decorticazione. Alma, dal latino anima, perché macina solo l'anima del chicco, quella più pura, che dà alla pasta un colore brillante e un gusto intenso. Così nasce la nuova pasta Cellino. Fratelli Cellino, Mastri Mugnai, dal 1955. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche.
Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Non potevo mancare a questo evento perché è anche il mio ultimo istituzionale, perché il 16 maggio cessa il mio mandato, che è durato 6 anni. 6 anni, come si dice noi in Toscana, le ho beccate tutte, perché dalla riunificazione al Covid, alla crisi energetica, 2 guerre, adesso i dazi. Allora faccio una premessa perché è importante. Noi siamo Confindustria, noi facciamo politica economica. A noi di che colore è il gatto non ci interessa, l'importante è che acchiappi il topo. Io ho avuto 3 governi, giallo-verde, giallo-rosso e adesso questo. E ho sempre criticato e ho sempre cercato di dimostrare l'importanza del nostro settore, di togliere i pregiudizi beceri che hanno sempre vessato questo settore, perché noi creiamo ricchezza e posti di lavoro. Noi oggi siamo al fatturato di 8 miliardi e mezzo alla produzione, 4 miliardi e mezzo all'export, primo paese al mondo di settore per esportazione. Siamo leader mondiali da decenni, ormai siamo in Champions League da anni, siamo i primi produttori di super yacht. Vi do un dato, l'order book certifica che nel 2023 in produzione e in ordine nel mondo c'erano 1209 yacht in costruzione. L'Italia in costruzione e in portafoglio, i cantieri italiani, 619. Questa è la dimostrazione dell'eccellenza del nostro settore. 2 anni fa, all'inaugurazione del Salone Nautico di Genova, noi avemmo un grande ascolto, 7 ministri e il Presidente del Consiglio. Erano 36 anni che il Presidente del Consiglio non veniva a inaugurare il Salone Nautico di Genova. L'ultimo fu Bettino Craxi. Io però chiesi ai ministri che non doveva essere una passerella, ma che dopo l'ascolto ci doveva essere attenzione e poi azione. Ecco, devo dire che qualcosa è cambiato, che mi hanno ascoltato. Io una settimana sì, una settimana no, sono a Roma a suonare il campanello perché, come ha detto, e mi riallaccio a quello che ha detto il sindaco, la burocrazia ci sta strozzando, cioè noi siamo sempre i numeri uno, ma se diminuiamo la burocrazia noi possiamo avere ancora più chance con i nostri competitor stranieri. Voi pensate solamente al nuovo codice della nautica. Il nuovo codice della nautica ha 4 anni che giaceva ancorato in banchina perché mancava l'assenso di 14 ministeri. 14 ministeri che di competenza forse 1,5 di competenza. Ebbene, 2 giorni prima dell'inaugurazione il vice ministro Rixi mi fece il regalo di portare il nuovo codice della nautica, perché, onorevole, quello che è assurdo
Io andando a Roma dicevo benissimo, mancano i ministri, eccomi qua, ministro dei trasporti, no, dovevano essere firmati in sequenza, cioè prima ministro degli esteri, poi cioè, assurdo proprio, 4 anni. Cioè. Bene, io voglio dire, e mi riferisco a questo splendido salone, perché noi siamo leader grazie anche a quello che state facendo voi, perché noi esportiamo l'88% dei nostri prodotti, l'88% è esportato, e quindi dobbiamo fare in modo che queste splendide nostre barche tornino anche nei nostri splendidi porti. E quindi grazie per quello che avete fatto, che state facendo per il settore, perché questo contribuisce a rafforzare ancora più la nostra leadership. Buon vento a tutti e buon salone. Abbiamo costruito da subito una bella sinergia su questo bel progetto, ci abbiamo creduto subito e abbiamo messo a disposizione quello che era possibile mettere a disposizione e intendiamo continuare con decisione nello sviluppare questo progetto, che per noi resta un progetto assolutamente strategico e fondamentale non solo per questo territorio ma per l'intera isola. Colgo anch'io l'occasione per ringraziare chi ci ha preceduti nel governo della regione, che ha sostenuto e ha dato la possibilità a questo evento di partire e di strutturarsi, e noi, come dire, acquisiamo il testimone con molta determinazione e lavoriamo in prospettiva per migliorarlo, per irrobustirlo, per renderlo sempre più competitivo, non solo a questo punto sul livello regionale ma sul livello internazionale. Questa è la fiera nautica della Sardegna, così come ha detto il Presidente, vuole essere una delle più importanti fiere nautiche del Mediterraneo. Noi siamo un'isola speciale, stiamo al centro del Mediterraneo, guardiamo vari pezzi del mondo e quindi possiamo offrire a vari pezzi del mondo quello che sappiamo fare. La Sardegna è ricca di professionalità, di competenze, in tanti settori che possono essere incardinati all'interno delle lavorazioni che riguardano l'imbarcazione. Abbiamo artigiani importanti, possiamo su questo lavoro sullo sviluppo della nautica coinvolgere l'intero territorio regionale, i nostri artigiani, i nostri falegnami, i nostri tappezzieri, le persone che sanno lavorare sulle cose, e possiamo costruire quello, e io su questo, guardate, lo ripeto sempre con grande convinzione, quella che dobbiamo definire la filiera della lavorazione sulla nautica. Io soffro quando vedo che alcune imbarcazioni vengono lavorate nei lavori, come dire, di base, e poi vengono caricate sulla nave e solcano il mare per andare nel continente per essere rifinite. La dico in termini chiari per spiegare il concetto. Noi dobbiamo fare in modo che il nostro territorio regionale abbia la capacità, le professionalità per chiudere il lavoro e dare poi a conclusione di quel lavoro anche un'ospitalità, io spero a vita, a quelle imbarcazioni che vengono prodotte nel nostro territorio, perché noi abbiamo, avendo un territorio meraviglioso, possiamo veramente chiudere la filiera. Siamo partiti, siamo al 4º anno, abbiamo davanti a noi tanto tempo, ma abbiamo il tempo necessario per poter veramente fare il salto di qualità. Dobbiamo lavorare per far crescere quel numeretto, quel PIL all'interno dell'economia generale della nostra regione. Per fare questo dobbiamo assieme costruire delle linee di attività che, provo a riassumere brevissimamente, devono avere una serie di principi cardine. Il primo chiaramente è quello di infrastrutturare il territorio della regione su 2 versanti. Bisogna infrastrutturare i luoghi dove si fa impresa, dove si fa industria. Noi come Regione Sardegna, lo sa il Consorzio, abbiamo da subito dedicato attraverso gli FSC, con l'accordo della Presidente Meloni e della Presidente Todde, somme importanti a favore del sistema dei consorzi industriali della Sardegna, che non prendevano soldi veri da un sacco di tempo, e li abbiamo messi a disposizione per quello che i consorzi hanno ritenuto essere i progetti prioritari, quindi che riguardano sistemi, diciamo, di infrastrutturazione, ma anche sistemi, come dire, di definizione, progetti di definizione di importante hub dal punto di vista delle consulenze alle imprese, così come avviene per il CIPNES di Olbia. E questo è il primo punto. Il secondo punto, dobbiamo lavorare molto sul sistema della portualità.
Questo è per la regione Sardegna un unicum. Abbiamo un sistema di porti abbastanza diffuso nel territorio regionale che va rafforzato, va irrobustito, perché poi le barche quando si vanno devono trovare anche una loro collocazione, e quindi questo è il secondo punto. Terza questione, è stato fatto un breve accenno, poi avremo modo nei talk dei prossimi giorni di approfondirlo in maniera più dettagliata. Dobbiamo chiaramente lavorare investendo molto sull'innovazione, nella nautica così come nell'automobile, come nel trasporto, nell'energia. Esistono fortunatamente in questo momento varie opportunità innovative che guardano soprattutto a sia alle produzioni ma anche alla gestione delle stesse imbarcazioni, che guardano più al green, al verde, che guardano all'ecosostenibilità, e su questo noi possiamo fare delle cose importanti. Mi fa piacere che il Consorzio per esempio stia costruendo un partenariato con la Sottacarbo, che è una società della regione Sardegna che si occupa di ricerca e che si è messa a disposizione per costruire anche attraverso attività concrete sul campo sperimentazioni che possano guardare a soluzioni di questo tipo e che quindi possano mettere al centro anche le nostre produzioni, i nostri studi, le nostre sperimentazioni di un sistema chiaramente anche di produzione che deve cambiare. Altro punto importante, le imprese vanno aiutate. Dobbiamo dirlo, qui lo dico a Confindustria che sicuramente conosce la situazione della Sardegna. Noi abbiamo un sistema produttivo debole dal punto di vista della liquidità, abbiamo un sistema produttivo che ha bisogno di essere aiutato, abbiamo un sistema produttivo che va sostenuto attraverso dei progetti che non devono più essere dei progetti spot fatti sulla base di una non programmazione, ma devono essere dei progetti di tipo industriale all'interno di un sistema dove io metto dentro un progetto e l'impresa deve sentirsi dentro un progetto di lavoro che riguarda tutta la regione Sardegna, e quindi noi dobbiamo aiutare le imprese. Fortunatamente la regione Sardegna ha a disposizione delle risorse non spese che noi possiamo e dobbiamo investire, dobbiamo utilizzare, perché poi alla fine è l'imprenditore che deve essere aiutato. Il combinato disposto di tutti questi aspetti è soprattutto la volontà istituzionale fra i vari soggetti a diversi livelli di una fattiva collaborazione. Anche la fiera di oggi è uno spaccato importante che in qualche maniera ci trasferisce l'idea di tutte le istituzioni che assieme devono trovare poi una convergenza, che è quello di servire i cittadini, servire le imprese, servire le istituzioni, ci devono portare poi a costruire delle linee di lavoro che siano condivise e che in qualche maniera possano dare veramente una prospettiva. Chiudo quindi col rinnovare i miei auguri ancora a tutti gli espositori, alle nostre imprese, perché abbiano delle opportunità dal punto di vista anche del loro business rispetto a una vetrina così importante, e ovviamente per quanto riguarda la regione mi metto già a disposizione, ci mettiamo a disposizione a conclusione di questo momento, di questi magnifici giorni e di questo spaccato che ci offriranno questi giorni di lavoro sulla fiera, per lavorare subito già alla fiera dell'anno prossimo, in modo da costruire da subito, un programma che abbia un'ambizione, irrobustire il più possibile questo evento e fare soprattutto in modo che questo evento abbia poi per le nostre cittadine, per i nostri cittadini e per le nostre imprese un ritorno economico visibile, tangibile, che poi si dovrà tradurre in quel PIL che è a 400 milioni di euro di fatturato, e che già l'anno prossimo dobbiamo dire abbiamo fatto un passetto in avanti. Grazie. Cofimer, Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa.
Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Buonasera Valeria, oggi siamo nel nord dell'isola, siamo a Santa Teresa di Gallura e vogliamo raccontarvi una storia italiana con tanta sardità, una scelta imprenditoriale forte, una scelta che tiene l'equilibrio fra la cultura e quella che è la biodiversità. Lo facciamo con Marco Boglione, che ha fatto una scelta, imprenditore leader di un mercato con dei brand importanti a livello italiano e a livello nazionale. Boglione, andremo a vedere questo paradiso, molti la definiscono l'isola nell'isola. All'isola nell'isola, nel senso della Sardegna? Perché no? O l'isola che non c'è, perché questo l'isola che non c'è, l'isola magica, la chiamano il paradiso, la chiamano in molti modi e effettivamente ci sta, perché è una cosa che un po' sorprende quando la vedi, ha avuto delle caratteristiche inusuali di essere abbandonata lì in mezzo a tutto, davanti a tutti per una quarantina d'anni. Bene, la nostra storia parte da qui. Io farò un percorso con gli operatori di questa realtà, di questa bellezza, di questo paradiso, il paradiso Sardegna. Mi faremo scoprire le caratteristiche, ma soprattutto la biodiversità, che è fondamentale, e alla fine di questo percorso ritroveremo Marco Boglione, non tanto per delle conclusioni, ma per capire perché ha fatto questa scelta umana, professionale, ma soprattutto di vita. Allora, nel viaggio straordinario qui all'isola di Culuccia ci siamo spostati in un'altra frazione del progetto Culuccia, ed è l'azienda agricola. Incontriamo Valeria, che è l'operatrice che si occupa a 360 gradi di questo progetto. Qui siamo immersi nel verde e non solo. No, siamo immersi nel verde e non solo, siamo all'interno dell'azienda agricola Cunchedda, che è stato il primo progetto qua in Sardegna della famiglia Boglione. È un'azienda agricola produttiva a tutti gli effetti, abbiamo al suo interno un uliveto che attualmente ha 1000 piante, ma si prevede di estenderlo a breve almeno a raddoppiarlo. C'è un vigneto, produciamo fieno da qui, abbiamo un mirteto, e miele, perché qui ci sono delle api. Miele, esatto, miele lo produciamo da Coluccia, però esatto, vista la vicinanza con Coluccia le api migrano fino qua. Abbiamo animali che vivono ancora allo Stato Brado, vaganti, che sono, possiamo dire, autoctoni dell'isola. Sì, su Coluccia abbiamo vacche,
che sono da sempre presenti sull'isola, sono state riportate dal signor Boglione grazie a una concessione da parte della regione che l'ha autorizzato a riportare le vacche sull'isola, su cui stiamo lavorando insieme a un progetto per riconoscerne la razza o la sottorazza. Abbiamo poi sull'isola come animali selvatici cinghiali, pernici, abbiamo la presenza della lince sarda, che è un animale quasi estinto che però sull'isola è presente. Dopo nel confronto con Sabrina Rossi ti racconterà bene di tutta la flora e la fauna. Esatto, in un ecosistema unico, come vi ho detto all'inizio. L'isola nell'isola, l'isola che non c'è, è stata descritta in tanti modi, è stata narrata l'isola di Coluccia, questo territorio, e noi vogliamo semplicemente dimostrarvi la realtà di questo posto meraviglioso che è all'interno della Sardegna. Allora, che dire, ci imbarchiamo fra poco, continuate a restare con noi. Siamo appena sbarcati a Coluccia, un lembo di mare che la unisce alla terraferma. Incontriamo subito Sabrina Rossi, che è la responsabile del progetto scientifico di Coluccia. Questo è un paradiso nel paradiso. Esattamente, qui io mi occupo dell'osservatorio naturalistico di Coluccia, che è un'attività sia di ricerca che di divulgazione. Quindi il nostro scopo è comprendere la biodiversità terrestre e marina che vive sull'isola e poi raccontare e divulgare i risultati della nostra ricerca alla gente e alle scuole. Una fusione tra la flora e la fauna sarda, un ecosistema nell'ecosistema, potremmo dire così. Beh, la particolarità di Coluccia è che, essendo rimasta con una presenza umana quasi nulla, un unico abitante fino a qualche decennio fa, la biodiversità qui è stata conservata perfettamente. E allora non ci resta che andare a vedere queste biodiversità. E come stiamo dicendo dall'inizio di questo reportage, l'isola nell'isola. Sabrina Rossi ci siamo spostati in questo percorso, in questa magnifica isola. Siamo in un laboratorio mobile super attrezzato che serve a studiare questa biodiversità. Esatto, abbiamo un laboratorio su ruote in un carro di legno per rispettare la protezione di quest'area dove non si può costruire, non si possono aprire nuove strade. Quindi qui ci sono una serie di apparecchiature che ci supportano nelle attività di ricerca, che ovviamente hanno anche la funzione di supportare e accompagnare le scelte dell'azienda agricola in modo che siano sostenibili e rispettose della biodiversità. Qui voi studiate anche i campioni d'acqua, perché non essendoci una rete idrica andiamo a prendere l'acqua dolce proprio dell'isola, e quindi voi con questi strumenti riuscite a vedere non solo la qualità, ma avete proprio sotto controllo tutto quello che poi è questo mondo dove ci sono tante piccoli esseri, posso dire così? Certo, sì. Sì, la nostra conoscenza insomma è sempre in progressione, ogni giorno capiamo qualcosa in più. Abbiamo sì un macchinario per il controllo della qualità microbiologica dell'acqua, perché dal momento che Coluccia non è collegata né alla rete elettrica né alla rete idrica pubblica, usiamo con grande parsimonia l'acqua che abbiamo a disposizione sull'isola, e quindi dopo averla trattata controlliamo anche che la qualità sia adatta al consumo umano. E allora grazie Sabrina, e noi che fare? Continuiamo questo percorso, questo viaggio di scoperta qui sull'isola di Coluccia. Chances to be heard. Now you feel right. Now you feel fine.
percorso con Sabrina Rossi nella biodiversità di Coluccia. Parliamo di un argomento tanto caro a noi e ai nostri telespettatori, il vino. Lo facciamo con Andrea Pala. Benvenuto Andrea. Andrea, che vini si lavorano qui a Coluccia? Qua a Coluccia produciamo 3 vini, 100% vermentino, 3 vermentini di Gallura, dove creiamo 3 tipologie: un vermentino di Gallura superiore che è il Donnastè, un vermentino di Gallura tradizionale che è il Donnamà, il quale ha una caratteristica molto particolare, che è quella di l'immersione delle uve all'interno di nasse destinate alle ostriche e viene immerso nei fondali marini dell'isola. E il terzo vino è il Donnalù, che è un metodo classico, uno spumante sempre di OCG. La Gallura ha come caratteristica il vermentino di OCG. Tu lavori con tante realtà, possiamo dire, sono tutte eccellenze, però sono anche tutte degli unicum, come questo posto. Come ti è venuto in mente questo tipo di lavorazione, immergendo l'uva nel mare? Qua sicuramente è un unicum perché è un territorio unico nel suo genere e si vede da tutto quello che avete visto oggi. L'idea di immergere le uve nel mare è stata attuata dopo che abbiamo studiato profondamente il territorio. Volevamo fare qualcosa di unico e di sorprendente, naturalmente. When I was young, it seemed that life was so wonderful, a miracle. Oh, it was beautiful, magical, and all the birds in the trees, well, they be singing so happily, oh, joyfully, oh, playfully, watching me. But then they sent me away to teach me how to be sensible, logical, oh, responsible, practical. And then they showed me a world where I could be so dependable, oh, clinical, oh, intellectual, cynical. There are times when all the world's asleep, when questions run too deep for such a simple mind. Won't you please, please tell me what we've learned? I know it sounds absurd, but please tell me who I am. I said, now what would you say? They'll be calling you a radical, a liberal, oh, fanatical, criminal. Oh, won't you sign up your name? We'd like to be your acceptable, respectable, oh, presentable, a vegetable. Oh, take it, yeah. But then they sent me away to teach me how to be sensible, logical, oh, responsible, practical. And then they showed me a world where I could be so dependable, oh, clinical, oh, intellectual, cynical. There are times when all the world's asleep, when questions run too deep. Gli antichi greci che utilizzavano questa tecnica, abbiamo pensato che qual è il mix perfetto tra la terra e il mare che vediamo alle nostre spalle. Era sicuramente unire la vicinanza del mare alle nostre vigne, ma anche andare anche all'interno dei fondali marini. E qua è nata l'idea di immergere le uve e dare una caratteristica fondamentale a questo prodotto. Bene, allora noi questo prodotto l'abbiamo visto qui in natura, lo andiamo a vedere anche in degustazione, perché no, per regalarvi e regalarci delle emozioni qui dall'isola di Coluccia.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Fratelli Cellino, mettiamo la nostra qualità in buone mani. La farina per i professionisti. Nuovo mulino, nuove farine. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Who can say where the road goes, where the day flows, only time. And who can say if your love grows as your heart shows, only time. Siamo arrivati in uno dei punti più a nord dell'isola di Culuccia. Qui c'è una casa, un ricovero della seconda guerra mondiale, dove c'erano dei soldati, dei gendarmi che sorvegliavano questo paesaggio meraviglioso alle nostre spalle. Abbiamo visto la biodiversità, abbiamo visto le belle caratteristiche di quest'isola, ma la fruizione di quest'isola sui vostri siti ufficiali si può capire come divulgarla, soprattutto a livello scolastico, che è importante. Sì, noi qui possiamo accompagnare i visitatori in escursioni a piedi o con i nostri fuoristrada, accogliamo anche le scolaresche per laboratori di educazione ambientale e organizziamo delle giornate per la gente su tematiche ambientali varie, dall'occasione delle migrazioni ad altre tematiche. Possiamo dire che in questa giornata del mese di aprile abbiamo un po' inaugurato la stagione, perché c'è un clima bellissimo, un mare cristallino, azzurro come il cielo della Sardegna. E allora noi continuiamo e andiamo a conoscere il protagonista di questa meravigliosa storia dell'isola di Culuccia. Grazie a Sabrina Rossi per il momento, restate ancora con noi. Allora, queste giornate qui all'isola di Culuccia stanno per concludersi, lo facciamo con Marco Boglione, ci faremo raccontare
la storia di questa isola, ci piace dire l'isola nell'isola, l'isola che non c'è, ma soprattutto l'equilibrio della biodiversità. E allora siamo qui in uno degli stazi, che è la tipica costruzione gallurese del nord Sardegna. Abbiamo fatto questo percorso insieme, ve l'abbiamo voluto illustrare, raccontare anche con gli esperti, con i collaboratori dell'azienda agricola di Coluccia, e allora non ci resta che guardate le immagini della nostra regia e noi fra poco incontreremo Marco Boglione. E dopo le belle immagini della nostra regia abbiamo raggiunto di nuovo Marco Boglione. Boglione, abbiamo fatto un percorso, io oserei dire divulgativo, scientifico, quasi umanistico, proprio la simbiosi fra l'essere umano, la natura, gli animali. Quando le è nata questa idea? Non credo che sia un'idea, cioè è lì, è da sempre, siamo tutti così, è una cosa normalissima. Forse bisognerebbe chiedersi come mai a un certo punto ci siamo allontanati da una cosa così semplice e normale. La natura è tutt'una, ci sono gli uomini, gli asini, i cinghiali, tutto quanto. E fino a un certo punto si è vissuti in armonia. Quindi non è una novità questa, la novità è che forse ci si è un po' staccati da questo e l'età aiuta a considerare questo. Delle robe diverse. Arrivare da un'area manager, un'area imprenditoriale che l'ha vista protagonista e ancora lo è a livello nazionale e internazionale con i suoi brand, possiamo dire si innamora di questa storia di Coluccia, no? Da Angelo Sanna, che era il proprietario che ha gestito questo posto, che poi è andato in abbandono, quindi l'ha completamente rigenerato con un equilibrio di sostenibilità a 360 gradi. Ma sì, si può anche dire così. Diciamo che certe volte abbiamo la sensazione di fare una cosa più banale, più semplice, quella di riportare a com'era una cosa che è sempre esistita, soprattutto da queste parti in Sardegna, che si chiamava stazzu, sì. Autosufficiente, in cui in Gallura erano campioni, ma anche nel resto della Sardegna. Quindi, come in tante altre zone d'Italia, si sono ristrutturate le cascine, le masserie, i poderi in Emilia Romagna, e si sono adeguate alle condizioni di vita e di mercato, anche producendo salumi, vino, formaggi e quant'altro. Lo stiamo pensando di fare anche qui, in un ambiente che è tutto pronto, è come quelle statue nel blocco di marmo, lì dentro, piano piano, togliere il contorno e far emergere. Senza, disequilibrare quella meraviglia che appunto è la biodiversità dell'isola, che deve rimanere in equilibrio come lo è sempre stata, anche nella ripartenza dello stazzo autosufficiente gallurese. Coluccia con l'osservatorio racchiude anche lo studio, no? delle diversità, si va dalla flora alla fauna, si passa anche ricordiamolo, questa è l'isola delle vacche, no? Come storicamente, quindi anche avere un prodotto autoctono, passando anche dal vino, passando da quello che è la produzione locale. Ripeto, tutto quello che faceva lo stazzo, che faceva già zio Gnuledo, suo padre, suo nonno, suo bisnonno, tutto lì, non è complicato. No. Il vero viaggio di scoperta non sta nel trovare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. Questa è una frase che mi accompagna nei miei reportage, no? Che è una frase non mia, ovviamente, è una frase storica. Oppure vedere le cose che gli altri non vedono, cioè, per esempio che qui c'è uno stazzo, c'è sempre stato, e quindi ritirarlo fuori, dice, caspita che bello, ma c'è sempre stato, e quindi anche un po' sforzarsi appunto di vedere le cose in un modo diverso. E diceva dell'osservatorio, l'osservatorio per noi è uno strumento per questo, perché
parliamo di biodiversità e di mantenerla a lungo termine, di non rompere l'equilibrio tra l'uomo, anche gli animali selvatici, gli animali domestici, la natura, la cultura, la storia di questi, ma per poterlo fare bisogna parlare non a vanvera, ecco, e quindi l'osservatorio ci dà molto una mano in questo. Una dimensione. Ci dice le cose, ci facciamo dire le cose a cui dobbiamo stare attenti, e siccome poi vogliamo esserne sicuri collaboriamo anche con delle università molto prestigiose che studiano le semplici cose. Le faccio un esempio banale ma che spiega la cosa. Volevamo fare il miele e abbiamo fatto tutto bene, messo le arnie, ne avevamo messe le prime 250, volevamo arrivare a 1000 arnie. Un'università, quella di Sassari, che studia gli insetti dell'isola, ha detto non fatelo, perché le altre specie, quelle selvatiche impollinatrici, verrebbero condizionate da tutte queste api gestite razionali. Quindi 100, 150 va benissimo, non se ne accorge nessuno. L'equilibrio sta in quello, non nella quantità ma anche nella qualità. Ma la quantità è in funzione dell'equilibrio. Se io metto troppe api è chiaro che le altre, quelle selvatiche, che sono tantissime le specie qui, di api selvatici, credo che ne abbiamo non so quante specie su tutte quelle che stanno in Sardegna, ma tante, quindi devono stare tranquille e nessuno deve andare lì a rompere le scatole, ecco. Ci sarebbe ancora tanto da dire, ma abbiamo cercato di darvi un estratto di questa isola nell'isola, l'isola che non c'è, ci piace chiamarla in questo modo. Abbiamo voluto raccontarvi un'altra storia del panorama sardo della Sardegna, l'abbiamo fatto con Marco Boglione questa volta. Ci vediamo ai prossimi appuntamenti e probabilmente torneremo di nuovo all'isola di Culuccia per raccontarvi altre belle storie, non solo di posti ma anche di vite. Don't look it out the fear, afraid of the past and a long history. Why is everybody searching love to feel complete? Get out that abundance if you wanna feel free, don't you see? That's the way to be. Feel it, feel it, feel it in my bones. Feel it, feel it, feel it in my soul. Feel it, feel it, feel it in my toes. How can the ocean be so sure? Feel it, feel it, feel it in my bones. Feel it, feel it, feel it in my soul. Feel it, feel it, feel it in my toes. How can the ocean be so sure? Whoa, oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte e miele, ciocco-fette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Ieri i vertici della CISL regionale si sono soffermati sul nuovo rapporto OCSE, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, che evidenziano un dato allarmante perché quasi la metà degli adulti italiani tra i 16 e i 65 anni non possiede competenze di base adeguate in lettura, calcolo e nella risoluzione dei problemi. L'Italia è penultima tra i paesi avanzati e la Sardegna purtroppo non fa eccezione. Lo affermano il segretario confederale della CISL sarda Mirko Idili e la segretaria della CISL scuola Maria Luisa Serra. Oltre il 30% degli studenti sardi non raggiunge i livelli minimi in italiano e matematica, dati invalsi. La dispersione scolastica è stabile al 17,3%, il 19,6% dei giovani non studiano e non lavorano. Il numero di adulti con scarse qualifiche resta elevato, specie tra disoccupati e lavoratori precari. L'alto tasso di abbandono scolastico in Sardegna, proseguono Idili e Serra, riduce le opportunità lavorative per i giovani, aumenta l'esclusione sociale e compromette lo sviluppo economico regionale. Non si può più rimandare, servono investimenti strutturali e una visione strategica della formazione. Sollecitano i rappresentanti della CISL. Occorre puntare su formazione professionale, istituti tecnici superiori, orientamento continuo e politiche attive serie, ma soprattutto serve una forte regia pubblica. Per Idili e Serra, la scuola non può affrontare da sola il disagio educativo. Servono più risorse per laboratori, tutor, orientamento, classi meno affollate e sostegno alla fragilità, ma serve anche una vera alleanza educativa tra scuola, famiglia, istituzioni e territori.
La CISL sarda sollecita un piano regionale straordinario di formazione permanente, centrato sull'accesso universale a percorsi di alfabetizzazione digitale e della formazione tecnica superiore, in rete con le imprese, l'integrazione tra scuola, centri per l'impiego, enti di formazione e imprese, con percorsi personalizzati di aggiornamento e reimpiego, un vero rilancio delle politiche attive del lavoro, oggi troppo frammentate e inefficienti. La Regione deve assumersi la responsabilità politica e amministrativa di sostenere questo percorso con risorse, strumenti, governance stabile. Non servono interventi episodici, ma una riforma coraggiosa, condivisa e continua. La CISL, concludono Idili e Serra, è pronta a collaborare con proposte, presidi territoriali e capacità contrattuale. Nel frattempo, la scorsa settimana a Cagliari, la segretaria generale della CISL nazionale Daniela Fumarola è stata l'ospite d'onore delle 2 giornate del congresso regionale con tema Le trame del futuro, il coraggio della partecipazione, l'occasione di confronto e dibattito che hanno chiuso la stagione congressuale del sindacato guidato dal confermato segretario generale Pierluigi Ledda, che hanno visto la partecipazione di esponenti delle istituzioni politiche e del mondo datoriale. In primo piano il tema dell'insularità e la coesione verso una nuova agenda di sviluppo per la Sardegna, a cui hanno partecipato l'europarlamentare Giuseppe Lupo e il presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati Salvatore De Idda. Il secondo passaggio del dibattito è confronto su valore al lavoro tra reddito e competenze, con Maria Letizia Pruna dell'Università di Cagliari ed Emanuele Massagli, presidente della Fondazione Tarantelli. Il terzo tema, la persona e le competenze tra innovazione e sviluppo. Protagonisti il vescovo di Lanusei, Monsignor Antonello Mura, e il presidente del distretto aerospaziale della Sardegna, Giacomo Cao. I lavori della 2 giorni si sono chiusi con l'intervento della presidente della regione, Alessandra Todde, che al microfono dell'inviato di Panorama Sardo, Umberto Palumbo, ha confermato che l'esecutivo in questo primo anno di attività ha sempre condiviso le scelte con il sindacato. Sì, voglio intervenire oggi proprio per ribadire il fatto della necessità di ristringere un patto con i sindacati, di condividere un'agenda che ovviamente non può che vederci dalla stessa parte. Quello che è importante è anche mettere a fuoco quelle che sono le priorità della nostra isola, penso al lavoro, penso alla sanità, penso al fatto che dobbiamo rilanciare dei settori come per esempio quello agricolo. Credo che sia anche importante discutere e fare in modo che ci sia un rinnovamento rispetto al rapporto con i sindacati, che sono chiaramente sempre presenti a fianco dei lavoratori, e far capire appunto che su certi temi, mi viene in mente per esempio la sicurezza sul lavoro, anche la Regione è in prima linea. Quello che è importante è far capire ai sardi che noi stiamo cambiando passo e soprattutto stiamo cambiando postura. Io non ci sto più ad avere una Sardegna che è sempre ultima in tutto, ad avere una Sardegna rassegnata, ad avere una Sardegna che viene spesso considerata come un contesto arretrato. Credo che noi ci meritiamo molto meglio, molto di più. Credo che ci meritiamo il fatto che possiamo essere ed esprimere eccellenze e che l'insularità non deve essere scambiata per assegnazione. Tante situazioni da affrontare che la relazione del segretario generale Pierluigi Ledda ha messo in evidenza in modo puntuale. Le nostre rivendicazioni sono all'attenzione di questa giunta regionale, a partire dalla sanità, dai trasporti, dall'energia, dai problemi della demografia e dalla necessità di iniziare ad avere delle risposte. Oggi la nostra Presidente è presente ai nostri lavori e verranno riproposte alcuni temi importanti per la Sardegna, dove dopo un anno di legislatura attendiamo con grande speranza di avere le prime risposte, perché ce n'è veramente bisogno. Un congresso con basi forti sul confronto.
Sì, è stato un congresso molto importante, un percorso congressuale che ci ha portato a visitare tutti i territori, a confrontarci con tutte le categorie. I problemi della Sardegna sono davvero tanti, sono principalmente i problemi della sanità, sono i problemi del lavoro, sono i problemi della continuità territoriale, dell'energia, dell'industria. Noi siamo fortemente determinati a chiedere, attraverso un nuovo patto che deve essere avanzato tra noi e la Giunta regionale, l'avvio della soluzione di questi problemi. È alla nostra portata, ci sono le condizioni per poterlo realizzare. Ne stiamo già parlando da tempo con la Presidente, l'intendimento è comune, dovremo innanzitutto affrontare la questione della sanità, lo faremo nel corso di queste settimane. Abbiamo predisposto un confronto sostanziale oltre che formale attraverso alcuni tavoli nei quali ci confronteremo su tutte le tematiche che insieme ai colleghi di CGIL Will abbiamo messo in campo su una piattaforma che guarda i problemi della sanità, ma poi dovremo continuare in questo percorso di confronto che vada ad affrontare tutte le altre questioni che sono nodali. Noi consideriamo che il lavoro debba tornare a essere il punto nodale della nostra società, guardando molto ai giovani, guardando molto alle donne. Dobbiamo affrontare il tema della denatalità, dello spopolamento. Per farlo occorre una società che cresca e che si sviluppi. Noi siamo convinti che la strada sia quella giusta. Per farlo occorre mettere in campo una strategia molto importante, condividerla e realizzare tutti i passi che servono per ripartire e per far uscire la Sardegna dalle condizioni di difficoltà nelle quali si è trovata negli ultimi anni. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione, l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
In chiusura di trasmissione ci soffermiamo sul tema delle scorie nucleari, ma soprattutto sul disegno di legge per riaprire il discorso su una energia alternativa al fossile e alle energivore green. Ma come sempre andiamo per ordine. Si è tenuto nel fine settimana un nuovo vertice della maggioranza per concordare una posizione univoca sul disegno di legge di delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Riuniti nella sala stampa della sede della regione, al tavolo hanno partecipato la presidente Alessandra Todde insieme agli assessori coinvolti dalla delega, Rosanna Laconi dell'ambiente, Emanuele Cani dell'industria, Francesco Spanedda dell'urbanistica, Armando Bartolazzi della sanità e Ilaria Portas, titolare della cultura. Insieme a loro i capigruppo di maggioranza e il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini. Alessandra Todde ha spiegato come, non appena ricevuto il testo del disegno di legge, si è capito che si tratta di una delega in bianco che taglia tutte le prerogative delle regioni in materia di energia. Ciò vale a maggior ragione per la Sardegna che, come regione a statuto speciale, ha competenza primaria sull'urbanistica. Una legge amplissima e onnicomprensiva che va dalla costruzione delle centrali alla ricerca, dalle ricadute sanitarie a quelle sul piano urbanistico e paesaggistico. Una legge, ha proseguito la Presidente della Giunta, che interviene in modo subdolo anche sulle energie rinnovabili e che soprattutto arriva da un governo che da un lato spinge sull'autonomia differenziata e qui invece, al contrario, vuole accentrare ogni potere e competenza a livello nazionale su un tema così importante come quello energetico e in particolare sul nucleare. Vogliamo avere una posizione regionale univoca e far fronte comune con le altre regioni in vista del tavolo tecnico previsto il 22 maggio e poter così avere più forza nel contrastare il testo che ci è stato proposto. La Presidente ha quindi sottolineato l'importanza di una posizione politica che, come sul deposito nazionale sulle scorie nucleari, dica che la nostra regione è una di quelle che non può accettare che a livello centrale venga deciso se, come e dove inserire il nucleare tra le strategie energetiche, e questo non certo per preclusione ideologica o per opportunità politica, ma perché la tecnologia attualmente disponibile non dà abbastanza garanzie, visto che i cosiddetti impianti di quarta generazione non esistono e quelli attuali implicano ancora la produzione di scorie nucleari. La posizione della Presidente Todde è stata appoggiata da tutti i gruppi di maggioranza. Dopo i loro interventi, giunte e assessori hanno concordato sulla proposta di un incontro tecnico con i consiglieri regionali di maggioranza per illustrare la legge delega e il suo iter. E adesso ci concentriamo sul tema delle scorie. Subito dopo Pasqua la Presidente aveva richiesto al Ministro dell'Ambiente Gilberto Picchetto Frattin la convocazione di un incontro urgente tra la Regione, i sindaci dei comuni sardi coinvolti e il Ministero dell'Ambiente per discutere dell'ipotesi contestata di collocare in Sardegna il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Fino a poco tempo fa la conoscevano solo gli addetti ai lavori, ma la norma che definisce il percorso per arrivare all'individuazione del sito in cui realizzare il deposito nazionale per il materiale radioattivo esiste fin dal 2010 e potrebbe coinvolgere la nostra regione. 15 anni fa l'articolo 27 del decreto legislativo 31, che molti sindaci hanno letto soltanto il 5 gennaio 2021, quando finalmente il governo ha autorizzato la pubblicazione della Carta Nazionale delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il deposito, si sono svegliati con la notizia che il territorio del loro comune era, secondo le analisi condotte da Sogin, uno di quelli potenzialmente idonei. Ma il problema di dove immagazzinare in sicurezza il materiale radioattivo è annoso, perché da almeno mezzo secolo, fin da quando le centrali nucleari nel nostro paese erano ancora attive, viene stoccato provvisoriamente in numerosi impianti ubicati in siti non idonei, soprattutto in Piemonte, soprattutto a Saluggia, in provincia di Vercelli.
oppure inviato all'estero con biglietto, si badi bene, di andata e ritorno. Per questo la necessità impellente di dotarsi di un deposito nazionale in cui far confluire tutte le scorie. È un obbligo europeo. L'Italia, che non vi adempie, è in procedura di infrazione sempre più impellente. Oltre al materiale radioattivo prodotto nel secolo scorso dalle centrali, infatti occorre costruire un deposito per quello derivante dallo smantellamento delle centrali stesse, in corso da più di 20 anni, e per quello che viene utilizzato ancora oggi per la diagnostica medica e nell'industria. La scorsa settimana la Presidente della Regione Alessandra Todde ha richiesto al Ministro dell'Ambiente Gilberto Picchetto Frattin la convocazione di un incontro urgente tra la Regione, i sindaci dei comuni sardi coinvolti e il Ministero dell'Ambiente per discutere dell'ipotesi contestata di collocare in Sardegna il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Dopo aver sollecitato il ministro a metà dicembre dello scorso anno, la Regione ribadisce con fermezza la propria opposizione unanime a questa possibilità. La Sardegna, ha sottolineato la Presidente Todde, ha già espresso più volte il proprio no, come deliberato dal Consiglio regionale nel 2021 e ulteriormente confermato dall'ordine del governo approvato lo scorso 3 dicembre. Questa battaglia, ha evidenziato la Presidente, è un pilastro del nostro impegno per la tutela dell'ambiente, della sicurezza e del benessere delle comunità locali. La nostra posizione, ha concluso la Todde, riflette il sentimento unanime dei cittadini sardi, espresso chiaramente nel referendum del 2011, dove il 97% dei votanti si è dichiarato contrario a qualsiasi installazione nucleare sull'isola. Nel frattempo, il 29 marzo, nel corso di un incontro a Torino, il ministro Picchetto Frattin si è impegnato a mettere le basi per un futuro nucleare italiano, dichiarando che nel sito industriale di Mirafiori, dove Stellantis, ex Fiat, produce sempre meno automobili, si potrebbero costruire reattori nucleari di quarta generazione, che continuano ad essere a fissione, come quelli del secolo scorso, e quindi producono scorie radioattive. Insomma, dopo 30 anni dallo spegnimento delle centrali, il ministro non trova dove stoccare i rifiuti nucleari prodotti nel XX secolo, ma intanto auspica che si costruiscano reattori per produrne di nuovi. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.